A Venezia anticamente non avreste mai sentito pronunciare la parola altalena. Avreste sentito, e in qualche caso sentireste ancora, pronunciare biscoeo, traslato modernamente in briscoeo, che è poi anche il dondolo delle giostre, o quello che più comodamente si può trovare nei giardini o in qualche terrazzo. L'altalena, d'altronde, è uno dei giochi più antichi e in fondo più facili da realizzare. Sono sufficienti una tavoletta e una corda. A Venezia l'altalena più celebre si trova sul soffitto di una delle sale dedicate a Gian Domenico Tiepolo a Carezzonico, il museo del Settecento veneziano. Si tratta in realtà di una serie di affreschi che il pittore realizzò per la sua villa di Zianigo nell'entroterra sul finire del dominio della Serenissima. Strappati nel 1906 per essere venduti all'estero, gli affreschi furono comprati dalla città di Venezia e finirono nel museo nel 1935. Il ciclo più celebre è forse quello dei Pulcinella, parodia dell'uomo e delle sue debolezze. Sbucati improvvisamente dalle viscere della terra, i Pulcinelli corteggiano le donne al carnevale di Venezia, vanno in passeggiata, si ubriacano e appunto si divertono con l'altalena.